Di Radio Stereo Carnia. Abbiamo oggi Ugo Pagliai di passaggio in Carnia per lo spettacolo Il gatto in tasca. Prima di chiedergli un po' di questo spettacolo, vorremmo sapere un po' da quali altri teatri proviene. Beh, pensa che questo spettacolo quest'anno siamo alla 136esima replica, non altrettante, circa una settantina l'abbiamo fatte l'anno scorso a fine stagione, quindi siamo oltre le 200 repliche, quindi veniamo un po' da tutti i teatri d'Italia, dobbiamo ancora farne non molti, una decina ancora, fra cui Venezia, e poi chiudiamo con questo spettacolo. Ho capito. E ci vuole parlare un pochino della reazione che ha suscitato in tutta Italia, come lei giustamente dice. Questo spettacolo mi sembra una cosa un po' nuova. È una cosa nuova, sì, è un Feydeau direi abbastanza nuovo, anche nuovo da tutti gli altri allestimenti di Feydeau, perché negli altri allestimenti, negli altri testi di Feydeau, anche dei capolavori, l'equivoco era basato sullo scambio di porte, di letti e varie cose. Qui invece è basato esclusivamente, oltre appunto a questo tipo di equivoco, è basato esclusivamente sul dialogo, su un modo di parlare, di dire, di essere, che richiama un po' il teatro dell'assurdo, il nonsense. Quindi è un testo abbastanza particolare. Infatti anche in Francia non lo facevano, credo, da tantissimi anni, perché è stato rappresentato quando lo scrisse Feydeau nel 1888, credo, ed ebbe molto successo. E in Francia è stato ripreso nel 63, 1963, all'Académie Française, perché era un po' un testo dimenticato. Fortunatamente invece Lerici, che è l'adattatore, il traduttore di questo testo francese, era a Parigi in quel periodo, l'ha visto e se ne è accaparrato il copione, aspettando l'occasione giusta per poterlo fare. E l'ha trovata con noi, con me, con Gigi Proietti, che è il regista, con Paola Gassman, con Silvana De Santis, Enzo Tarascio. Ho capito. Adesso io, diciamo così, sono un suo ammiratore, l'ho visto molto in televisione. E così un po' di differenza fra le cose che vanno in diretta e i programmi in televisione che naturalmente devono andare in registrata. Non ho capito, che differenza c'è? Sì, che differenza fra lavorare così nel In teatro, in teatro, in diretta, ah, magari questa sera qui in un teatro di periferia, diciamo, la reazione è un po' differente. no, no, anche quando uno recita davanti a una telecamera si deve sempre immaginare il pubblico, perché altrimenti a chi recita, a se stesso, cioè se uno vuole oltrepassare un certo muro, il famoso muro per arrivare dentro lo spettatore, deve pensare allo spettatore che sta al di là. E qui in teatro è tutto più facile perché lo spettatore c'è. Certo è più facile da un punto di vista e forse più difficile da un altro, perché è sempre un andare d'amore d'accordo con lo spettatore, perché se lo spettatore ti capisce, se quello che tu dici o fai è recepito, allora vai insieme fino alla fine. Se invece quello che fai non è recepito e lascia un po' perplesso lo spettatore, magari si addormenta o si alza e se ne va. Questo è un po' il pericolo. Infatti il teatro è importante ed è difficile proprio per questo, per avere questo allaccio con lo spettatore e fare lo spettacolo, perché l'attore da solo non può mai fare lo spettacolo. Ecco, questo per noi abitanti, diciamo, della Carnia è stato un regalo, penso, che è stato merito anche dei nostri organizzatori. E così le reazioni di lavorare in un teatro di periferia, che qui ci troviamo di fronte a poche centinaia di spettatori, e invece quando c'è un pubblico piuttosto non di migliaia di spettatori, ecco, cos'è che sente un attore quando recita in queste due Ma situazioni sai, diverse? c'è questo che quando ci sono migliaia di spettatori è perché il teatro è grande. Infatti noi abbiamo recitato in alcuni posti dove il teatro conteneva 1200-1300 persone, al Brancaccio di Roma contenevano 1500 persone e alcune volte l'abbiamo riempito, quindi la reazione diventa un boato, però è tutto proporzionato. Qui il teatro è piccolo ma è pieno e quindi è un po' la stessa cosa.
L'importante è che il luogo dove si recita sia pieno di gente. Ecco, la cosa è questa che è importante. Poi il modo di essere, di recitare, di fare lo spettacolo è sempre quello, con lo stesso entusiasmo, la stessa concentrazione o ritmo, perché fare Feydeau è una cosa non facile, perché è basato esclusivamente sul ritmo, su dei movimenti, su delle guai un attimo di distrazione. Poi non si può inventare nulla in Feydeau, perché ha già tutto inventato Feydeau. Ecco, e ora, siccome qui ci saranno poche persone, tantissime da riempire il teatro 500, però la Carnia è fatta da circa un 40.000 abitanti. Ci potrebbe dire un qualcosa, se non le chiedo troppo, dello spettacolo che andrete fra poco a iniziare, di questo gatto in tasca? Come Chiedo ripeto, troppo? no, come ripeto è un testo, l'ho detto prima, così molto particolare dai testi di Feydeau che hanno fatto la fama, diciamo, di Feydeau, è basato esclusivamente sul linguaggio. E la storia è la storia di una famiglia ricco borghese, il padre di famiglia è un industriale di zucchero per diabetici, ecco già il primo contrasto, lo zucchero per diabetici è abbastanza particolare, il quale la figlia di questo Paccarel ha scritto un'opera, l'Otello. Dice, vabbè, Verdi l'ha scritto prima, dice, ma non è un gran merito averlo scritto prima o dopo, insomma. Allora lui dice, va bene, allora io cosa faccio? Scrivo a un mio amico di Bordeaux che mi mandi il più grande tenore della Francia, che lui infatti sa che sta a Bordeaux questo grande tenore, così almeno io me lo scritturo, cioè io lo pago, gli do tantissimi soldi, poi vado all'Opéra e gli dico il più grande tenore della Francia ce l'ho io, se volete che canti all'Opéra di Parigi, ecco, lui deve cantare oltre al repertorio dell'Opéra anche l'opera di mia figlia. E così fa, manda questo telegramma, solo che lì c'è l'equivoco in quanto arriva contemporaneamente il figlio di questo suo amico al quale lui ha scritto questo telegramma e allora tutti lo scambiano per il tenore. Allora questo arriva dentro, il figlio che fra l'altro è quello che interpreto io e sono 18 anni che cerca di prendere la laurea in legge, quindi è un fuoricorso perché va sempre dietro le donne. Quindi arriva lì, già vede la moglie di Paccarel della quale si innamora, poi vede l'altra donna, poi c'è la ragazzina, cioè è uno che va dietro le donne questo. E con il padrone di casa che gli offre tantissimi soldi perché lui rimanga in casa e per farlo cantare. E lui dice, il personaggio che faccio cantare io, dice, ma forse volete fare uno scherzo a qualcuno. L'altro, accettando l'equivoco, dice sì al teatro dell'Opéra, però ho un piano tutto mio che a voi non deve interessare. E che mi importa a me? Dice, purché mi date i soldi, eccomi qua. Ecco, e da lì comincia poi una serie di equivoci, di doppi sensi, per cui lui lo porterà poi veramente all'Opéra per fare l'audizione. E questo credendo, oltre a essere stonato, questo personaggio di natura, fa anche di più lo stonato al Teatro dell'Opéra, per cui c'è il finale del primo tempo con il ritorno di Paccarel che racconta l'audizione fatta da questo pseudo tenore che è una catastrofe assoluta. Poi nella seconda parte del lavoro ci sono tantissimi altri equivoci, non li elenco tutti perché sono veramente tanti, in Feydeau è una somma, però fino alla fine che si quadrano le cose. C'è anche un sospetto, poi subito chiarito, che lui abbia cantato, perché lui dice che ha cantato, che è stato alla Cappella Sistina, allora pensano loro che sia stato a cantare, invece no, era andato a vedere la Cappella Sistina e qui c'è l'equivoco del castrato, perché alla Cappella Sistina i cantori fino al 1890, è un fatto storico, venivano castrati, cioè chi voleva che il proprio figlio diventasse cantore della Cappella Sistina lo faceva castrare anche poverino quando era nato, appena nato. Quindi anche questo equivoco poi si scioglie, cioè tutti i vari nodi che crea Feydeau poi alla fine si sciolgono e rimane appunto questo tenore che studierà canto perché c'è un'ultima battuta che dice il dottor Obitor, l'uso sviluppa l'organo, quindi questa è un po' la battuta finale che chiude un po' quest'opera e fa supporre tantissime altre cose che poi ci saranno nel teatro di Feydeau a venire. Insomma.
Benissimo, perfetto. Per gli amici e radioascoltatori della Carnia abbiamo avuto ai nostri microfoni Ugo Pagliai, illustrissimo attore che ci ha anche spiegato per quelli che non hanno potuto venirlo a vedere di persona cosa andava a mettere in scena stasera. Grazie a tutti, arrivederci da Cesare Gobbo.